Convocata stamani l'Assemblea Generale dello SPI-CGIL che ha preso atto delle dimissioni di Enzo Baldanza per la scadenza del suo mandato per raggiunti limiti di età. Presenti per l'evento anche Maurizio Calà, segretario regionale del sindacato pensionati della CGIL e segretario provinciale della CGIL Alfonso Buscemi. Enzo Baldanza, visibilmente commosso, ha fatto un excursus della sua presenza all'interno della CGIL in tanti anni di militanza e dei risultati raggiunti come segretario del sindacato in favore dei pensionati. Risale a 49 anni fa, quando mi sono iscritto nel febbraio del 71 alla CGIL e ho ricoperto per molti anni dei ruoli importanti nella funzione pubblica. Nel 2009 sono andato in pensione e sono entrato a far parte dello SPI, in cui ho collaborato con grande affetto, grande amicizia, grande stima reciproca, ma grande impegno con Piero Mangione, allora segretario dello SPI. Nel 2016 Piero Mangione ha dovuto lasciare per scadenza di mandato e quindi io sono stato eletto segretario dello SPI per questi ultimi 3 anni e ho cercato di impegnarmi in tutte le maniere, mettendo in campo anche delle iniziative importanti che sono state poi molto pubblicizzate anche dalle televisioni locali, tra cui TV. Adesso per regolamento, avendo compiuto il 75° anno d'età, per regolamento la CGIL impone che ognuno deve andare via, perché a quell'età credo che abbia maturato abbastanza esperienza, abbastanza fatica anche per andare a casa. Per cui io rimarrò sempre iscritto ovviamente alla CGIL, su questo non ci sono dubbi, ma adesso credo che sia arrivato il momento di andare a curare un po' la mia famiglia e i miei affetti che ho trascurato in questi ultimi anni della mia vita. Intanto vedere la commozione di una persona che per tanti anni ha dato così tanto nel rapporto con le persone fa capire qual è il vero valore del sindacato. Il sindacato è nato per questo, è nato per mettere insieme le persone e per sviluppare un sentimento che oggi questo Paese sembra perso, che è quello della solidarietà, della capacità di stare insieme e anche del bisogno di dare agli altri e di riuscire a stare con gli altri. Che ancora oggi in questo Paese continui a esserci, nonostante questa idea molto strana per cui il Paese va rotto, del tutti contro tutti. In questi giorni la vicenda della senatrice Segre ci fa capire come è ritornato in auge pure chi odia invece che amare. Questo amore per le persone che poi ti porta anche a fare quel mestiere lì, che non è un mestiere ma è una vocazione, devo dire è un esempio. Poi Enzo non ci lascia solo questo, ci lascia anche tante altre cose. Per esempio ultimamente abbiamo fatto un convegno molto importante, perché era questa idea di ragionare su questa provincia, di come questa provincia stia invecchiando, non perché voglia invecchiare, ma perché i ragazzi stanno andando via e nei nostri paesi stanno rimanendo purtroppo soli anziani e spesso molto più soli, non solo perché in qualche modo abbandonati dalla gioventù, ma perché abbandonati anche da uno Stato che si sta ritirando da queste zone, soprattutto dalle zone interne, con difficoltà enormi sul piano sanitario, dell'assistenza, ma anche con un grande dispendio rispetto per esempio ai patrimoni personali. Oggi le case nell'interno dell'Agrigentino non valgono più nulla e questo è dovuto sostanzialmente a un'economia che non c'è più. Sarà difficile colmare per la grande esperienza maturata. Enzo è da mezzo secolo nella nostra organizzazione, ha ricoperto tanti incarichi. L'amore che ha sempre messo e la passione in questi incarichi, perché Enzo ha prima fatto il suo dovere di cittadino, di padre di famiglia, di lavoratore dipendente all'interno della pubblica amministrazione regionale e poi a tempo perso, sottraendolo alla sua famiglia, ha dato tutto questo alla CGIL. Lo ha dato alla fine della sua carriera nella CGIL dentro il sindacato dei pensionati, che è quella categoria che più di ogni altra dimostra quando la CGIL abbia la necessità di questo sindacato, perché incarna quello spirito solidaristico che la CGIL ha dentro di sé. Enzo naturalmente non sarà più dirigente segretario generale, ma lascerà a disposizione e metterà a disposizione di questa grande organizzazione tutta la sua conoscenza, per cui gli siamo grati per quello che ha fatto, ma anche per quello che continuerà a fare.